Gentili signore e signore all'ascolto e alla visione, la più cordiale buonasera da parte di Luca Pellegrini. Siete collegati con il Palasport Casamora di Castiglione della Pescaia, dove per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B di hockey su pista per la stagione sportiva 2025-2026 si affronteranno la locale formazione della Blue Factor Castiglione della Pescaia contro l'Hockey Club Forte dei Marmi. Agli ordini dell'arbitro signor Donato Mauro di Salerno come arbitro di pista, coadiuvato come arbitro ausiliario dal signor Pierpaolo Montomoli di Grosseto. Diamo lettura alle formazioni che scenderanno in pista tra qualche istante. Iniziamo dalla formazione ospite del Forte dei Marmi, che schiera con il numero 1 Barsi, con il numero 4 Del Medico, con il numero 6 Lunardi, con il numero 7 Kerekes, con il numero 8 Lossi, con il numero 9 Pucciarelli, con il numero 22 Cagnoni, con il numero 33 Gabriel Ambrosio e con il numero 99 Alessio Ambrosio e con il numero 1 Barsi. Allenatore il signor Andrea Facchini. Di contro risponde la formazione della Blue Factor Castiglione della Pescaia con il numero 1 Bussotti, con il numero 3 Piro, con il numero 7 Faelli, con il numero 8 Nobili, con il numero 9 Agresti, con il numero 11 Nerozzi, con il numero 12 Santoni, con il numero 22 Montauti, con il numero 32 Brunelli e con il numero 99 Sharif. Allenatore il signor Federico Paghi. Per una classifica che fino a questo momento vede la formazione ospite questa sera al Casamora di Castiglione, quindi il Forte dei Marmi in testa con 37 punti, seguito dal Camaiore con 33, Matera 31, Scandiano 29, Pumas Viareggio 28. Poi è scavato un solco grosso tra la quinta e la sesta posizione, la sesta posizione che è occupata dal Castiglione che di punti ne ha 15, così come l'Hockey Viareggio, 14 il Sarzana, 7 punti Eboli e 5 punti il Follonica. Vi ricordo anche che il Follonica è stato penalizzato di un punto in classifica e con la sconfitta a tavolino per non essersi presentato sulla pista di Eboli per la trasferta in terra campana, e questo ha fatto sì che il giudice sportivo penalizzasse di un punto in classifica la formazione del Golfo. Vi ricordo anche gli altri incontri di questa 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B di hockey su pista. Sono in pista in questo momento Scandiano e Camaiore. Il risultato alla fine del primo tempo, il parziale vedeva lo Scandiano in vantaggio per 1-0. Eboli Pumas Viareggio che è iniziata alle 18:30, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Poi alle 19 in contemporanea con questa partita inizia anche Matera Follonica e alle 20:45 scenderanno in pista l'Hockey Viareggio contro il Sarzana. Andiamo a leggere anche quelli che sono i marcatori della formazione dell'HC Castiglione, classifica che è capeggiata da Faelli con 13 reti, Santoni con 7, Piro con 6, Andrea Montauti con 5, Filippo Montauti e Bracali con 4, Brunelli 3, Nobili e Nerozzi 2 reti ciascuno. Sembra che tutto sia pronto per poter dare inizio a questo incontro, un incontro sulla carta proibitivo per il Castiglione in quanto il Forte dei Marmi è la capolista di questo girone, ma i ragazzi allenati da Federico Paghi ce la metteranno tutto per contrastare la formazione versiliese e per cercare poi di portare punti alla classifica che fino a questo momento le vede attestarsi in posizioni di metà graduatoria. Sembra che tutto sia pronto, attendiamo che il portiere Bussotti prenda posto tra i pali della porta del Castiglione, che dopo tutto ciò si possa dare il via a questo incontro importante. Cenno di intesa con l'arbitro per i due portieri, cenno di intesa anche fra i due arbitri, quello ausiliare e quello di pista. Fischio di inizia in questo istante la partita. La prima pallina è del Forte dei Marmi che va alla conclusione con Gabriel Ambrosio. La pallina termina alta sulla trasversale di Brunelli, addirittura ferma la sua corsa contro la rete di protezione dietro alla porta di Bussotti. È addirittura difficoltoso recuperare la pallina per il forte tiro che è stato scoccato dal giocatore del Forte dei Marmi, Gabriel Ambrosio.
attendiamo che si possa riprendere la pallina per poter riprendere il gioco, cosa che avviene in questo preciso istante. Brunelli che tocca per Montauti, che manda in avanti per Faelli al centro per Santoni, ma su cui fa buona guardia Del Medico e cerca di impostare una nuova azione offensiva per il Forte dei Marmi. La pallina adesso è sulla stecca di Kerekes, che passa ancora a Del Medico, che gira su se stesso per eludere la guardia di Faelli, poi servizio ancora per Kerekes che si invola verso la porta avversaria, contrastato da Montauti, e Faelli riesce poi a servire ancora una volta Gabriel Ambrosio, che va ancora alla conclusione con la pallina che è ancora alta, ma è Montauti che serve Brunelli al centro per Santoni, contrastato in maniera efficace da Del Medico. Ancora Santoni in possesso della pallina, tocco all'indietro per Montauti, in avanti per Faelli, appostato davanti alla porta versilese, ma non riesce nel tentativo di mandare in rete la pallina stessa, quindi azione di attacco del Castiglione che sfuma con la ripresa del gioco in favore dei giocatori del Forte dei Marmi, con Del Medico che tocca per Kerekes, che si invola da solo, poi passa in avanti per Gabriel Ambrosio, contrastato da Faelli, gli sottrae la pallina ancora Brunelli per Faelli, per Brunelli al centro, ancora una volta parata del portiere del Forte dei Marmi. Ancora Montauti per Faelli per Brunelli, in avanti per Santoni, ancora Montauti che mantiene il controllo della pallina, il servizio al centro per Santoni che lascia a Faelli ancora verso la porta del Forte dei Marmi, la difesa fa buona guardia, ancora Gabriel Ambrosio che non riesce a passare la guardia di Santoni, che favorisce poi l'intervento di Montauti in diagonale per Faelli, in avanti per Santoni, intercettato il passaggio da Gabriel Ambrosio, poi il servizio per Kerekes non sortisce alcun effetto, è Montauti che recupera la pallina, serve Brunelli, il passaggio a Santoni, ancora per Faelli, dietro per lo stesso Santoni che manda in avanti per Brunelli, tentativo di passaggio al centro per un compagno, ancora Brunelli per Montauti, tiro accompagnato con la pallina che si perde al lato della porta del Versigliese, ancora Santoni che serve Faelli largo dalla parte opposta per Brunelli, ancora per Santoni, ancora Brunelli contrastato da Alessio Ambrosio, ancora lo stesso Brunelli che si libera il suo diretto avversario, manda al centro per Santoni che per poco non riesce a battere il portiere del Forte dei Marmi, ancora Montauti per Faelli, tiro ancora una volta deviato dal portiere, con la ripresa del gioco in favore dei giocatori del Castiglione. Sul punto di battuta si porta Faelli che tocca per Brunelli, ancora dietro porta per lo stesso Faelli, al centro per Santoni al quale non riesce la deviazione, recupera Montauti, ancora per Santoni, per Faelli che va al tiro ancora una volta alto ma recupera Santoni, servizio per Faelli, servito ora Brunelli che mandava la pallina al centro per Montauti, ma la difesa del Forte dei Marmi si è chiusa, ancora Kerekes, servizio dalla parte opposta per Del Medico che manda al centro per Gabriel Ambrosio che non riesce poi a deviare, ancora il Castiglione che si impossessa della pallina con Montauti che lascia poi a Brunelli che viene contrastato da Alessio Ambrosio, perde la pallina, Montauti, serve Faelli per Santoni, controllo della sfera, parata ancora del portiere Kerekes al quale non riesce l'alza e schiaccia, Brunelli per Santoni, subito per Faelli che viene poi contrastato in maniera non fallosa dal portiere, ancora Kerekes, tiro al lato
della porta difesa da Bussotti, recupera Montauti che serve Brunelli per Santoni, ancora per Brunelli, intercettato da Gabriel Ambrosio che favorisce l'intervento di Kerekes. Dalla parte opposta per Alessio Ambrosio che poi lascia Del Medico, ancora per Kerekes, in avanti per Gabriel Ambrosio, ancora Alessio Ambrosio che si libera dalla guardia di Faelli, perde però il contatto con la pallina, è Faelli che recupera, ma lo stesso Gabriel Ambrosio ancora una volta recupera, servizio per Del Medico contrastato da Montauti, ancora Del Medico per Gabriel Ambrosio che va alla conclusione, ribattuta da Bussotti, riparte il Castiglione con Santoni per Brunelli, tocco per Montauti, in avanti ancora per Brunelli, intercetta il portiere, ancora Gabriel Ambrosio sul quale interviene Santoni che ne ritarda l'azione, ma ancora Gabriel Ambrosio a mantenere il possesso della pallina, passaggio per Del Medico, ancora per Alessio Ambrosio, dalla parte opposta il servizio per Gabriel Ambrosio, e ancora Santoni che ne ritarda l'azione ma va a commettere poi fallo su Kerekes e richiesta di time out da parte della panchina del Forte dei Marmi, in particolare dell'allenatore Andrea Facchini, il quale ha qualcosa senz'altro da dire ai propri giocatori che non hanno iniziato nel migliore dei modi la partita, anche per la veemenza dei giocatori del Castiglione, naturalmente sportivamente parlando. Una partita che fino a questo momento è vissuta su continui capovolgimenti di fronte, nonostante il punteggio sia ancora fermo sullo 0-0 iniziale, con il primo fallo di squadra che è stato fischiato contro il Castiglione a 18 minuti e 55 secondi dalla fine del primo tempo. Prima richiesta di time out da parte della panchina del Forte dei Marmi, con l'allenatore Facchini che cerca di spiegare gli schemi ai propri giocatori. Di contro vediamo una situazione abbastanza tranquilla anche sulla panchina del Castiglione, con mister Federico Paghi che cerca di infondere sicurezza ai propri giocatori, che vi ripeto non hanno iniziato la partita nel peggior modo questo incontro, anzi di contro hanno ribattuto colpo su colpo alle iniziative che fino a questo momento sono state portate in avanti dai giocatori del Forte dei Marmi. Riprende il gioco con Del Medico che tocca per Kerekes, ancora per lo stesso Del Medico, in avanti per Kerekes che si attarda nel passaggio, poi Piro va a contrastare Kerekes, Piro che nel frattempo è entrato al posto di Brunelli, ancora Piro, ancora il portiere Barsi che va a salvare la propria porta con un tuffo sulla sua sinistra, ancora Alessio Ambrosio che serve Gabriel Ambrosio, Kerekes, Del Medico, ancora per lo stesso Kerekes, in avanti per Alessio Ambrosio, ma la difesa del Castiglione fa ancora buona guardia. Santoni che tocca per Faelli, passaggio per Piro, ancora il tocco per Faelli che riesce a recuperare ancora la pallina, cerca di passare la guardia di Gabriel Ambrosio, non ci riesce, ancora Alessio Ambrosio che conclude verso la porta, ma Bussotti riesce nella deviazione vincente per non far entrare la pallina in porta. Ora il gioco è fermo e ripreso in questo istante con Piro che manovra per il Castiglione, davanti per Faelli, ancora il tocco per Piro che lascia di prima ancora Faelli, tiro accompagnato, respinta del portiere, è Piro che velocemente va a recuperare la pallina, serve Montauti risponde il passaggio per Santoni, ancora per Montauti, tiro, respinta di Barsi, ancora Faelli che non riesce però a concretizzare verso la porta. Riparte il Forte dei Marmi con Gabriel Ambrosio, servizio per
Alessio Ambrosio, Kerekes, largo per Del Medico, ancora per Alessio Ambrosio, Kerekes per Gabriel, per Alessio Ambrosio, scusate, poi Montauti che serve Faelli e ancora Barsi che allontana la minaccia, riparte il Forte dei Marmi con Kerekes, tocco all'indietro ancora per Gabriel Ambrosio che si libera i due avversari con una finta, ancora Gabriel Ambrosio va al tiro ma la difesa del Castiglione ancora una volta fa buona guardia. Montauti al tiro al lato della porta di Barsi con la pallina poi che sulla ribattuta della sponda termina la sua corsa oltre la pista. Nel frattempo è stato operato un cambio tra il filo del Forte dei Marmi, è uscito Alessio Ambrosio ed è entrato il numero 8 Lossi. Mentre c'è una discussione tra l'arbitro e l'allenatore del Forte dei Marmi, che reo, secondo l'arbitro naturalmente, di passeggiare oltre misura. In attesa di riprendere il gioco, in questo istante viene ripreso con Kerekes che manovra la pallina per il Forte dei Marmi, passaggio intercettato da Montauti, ancora Montauti, tiro, respinta di Barsi, ancora però è Del Medico che si invola verso la porta del Castiglione, ma Piro fa ancora una volta buona guardia, recupera la pallina, il passaggio in avanti per Felli, ancora per Santoni, tiro respinto da Barsi e ancora il Forte dei Marmi con Gabriel Ambrosio che va al tiro, intercettato dai difensori del Castiglione, ancora Del Medico per lo stesso Gabriel Ambrosio che con un tiro in diagonale va a segnare la rete che porta in vantaggio la formazione ospite del Forte dei Marmi. Una palla recuperata dalla formazione versigliese, andiamo a vedere il replay di questa marcatura, tiro che è stato intercettato in un primo momento dalla difesa del Castiglione, poi un pasticcio difensivo, passaggio di Del Medico per Gabriel Ambrosio che in diagonale ha bucato Bussotti per l'1-0 del Forte dei Marmi. Nel frattempo è ripreso il gioco con Piro che serve Santoni, dalla parte opposta per Faelli, ancora per lo stesso Piro che lascia a Faelli, il quale non si avvede il passaggio ma recupera ancora la pallina. Santoni che si vuole verso la porta, tiro respinto da Barsi, recupera Kerekes che elude la guardia di Piro, poi è Montauti che serve Santoni, Faelli ha cercato di portare via la pallina ai difensori del Forte dei Marmi, non ci è riuscito, ancora Kerekes sul quale interviene Santoni che riparte velocemente in azione offensiva, ancora Santoni per Faelli sul quale interviene Lossi che serve Kerekes, il quale si attarda poi nella ripresa, ancora intercettato il passaggio Faelli per Montauti, all'indietro per Piro, tiro da lunga distanza al lato della porta di Barsi, ancora Faelli per Santoni, ancora Piro in diagonale per Montauti, ancora per lo stesso Piro, tiro respinto ancora una volta da Barsi, recupera Kerekes che lotta con Piro nell'angolo della pista, Piro riesce a portarla via, ancora Santoni sul quale interviene velocemente Kerekes, ancora però Piro per il Castiglione, passaggio per Santoni, non passa la guardia di Gabriel Ambrosio sul quale interviene però Montauti che riesce in qualche modo a servire Santoni, ancora lo stesso numero 12 del Castiglione che mantiene il possesso della pallina, servizio per Faelli all'indietro per Montauti che al volo serve Piro per Faelli per Santoni, dietro ancora per Piro, passaggio per Brunelli che va alla conclusione, parata ancora una volta da Lapo. Nel frattempo erano scaduti 45 secondi per poter terminare l'azione, è stato richiesto il time out da parte della panchina
della panchina del Castiglione. Andiamo nel frattempo a vedere quelli che sono i risultati parziali delle altre due partite che sono in programma questo pomeriggio, le altre tre partite, scusatemi, perché è iniziata anche Matera Follonica. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati, con lo Scandiano che sta vincendo per 3-2 contro il Camaiore, 1-1 fra Eboli e Pumas Viareggio, siamo nell'intervallo. Qui, come si è detto, il Castiglione sta perdendo in casa 1-0 contro il Forte dei Marmi, mentre il Matera sta vincendo per 2-1 contro il Follonica. Questi sono i risultati parziali degli altri campi. Vi ricordo che l'altro incontro, Hockey Viareggio Sarzana, inizierà alle ore 20:45. Qui nel frattempo sta per riprendere il gioco a 13 minuti e 38 secondi alla fine del primo tempo. Vi ricordo che il Forte dei Marmi è in vantaggio per 1-0 con la rete che è stata siglata dal numero 33 Gabriel Ambrosio. Riprende in questo momento l'incontro con Kerekes che manda in avanti, il Kerekes che ha mandato in avanti per Lossi, il quale non ha intercettato. Nobili che ha servito Santoni, poi la pallina è stata presa dai giocatori del Forte dei Marmi che chiedevano un fallo non ravvisato all'arbitro. Nobili che nel frattempo ha preso il posto di Montauti. Ancora Del Medico per il Forte dei Marmi, servizio per Lossi, all'indietro per Kerekes. Il passaggio per Alessio Ambrosio non sortisce alcun effetto, recupera la difesa del Castiglione con Brunelli che serve in avanti per Piro che in qualche modo recupera la pallina, ancora per lo stesso Brunelli. Nobili per Santoni, il passaggio per Piro, ancora il capitano del Castiglione che serve Nobili, indietro ancora per Piro. Brunelli che però inavvertitamente serve Kerekes, va a recuperare lo stesso Brunelli, serve Santoni per Nobili, servizio ancora per Brunelli, tocco per Piro, in avanti per Santoni, ma interviene Del Medico che soffia la pallina al giocatore del Castiglione e riparte con l'azione offensiva al Forte dei Marmi con Kerekes. Tiro respinto da Bussotti. Santoni che lascia Piro, tira accompagnato, deviato da Barsi, ancora Nobili che va a scontrarsi con un difensore del Forte dei Marmi. Brunelli per Santoni, sul quale viene commesso un fallo passibile di cartellino blu secondo l'arbitro, cartellino blu che è stato sventolato sotto gli occhi di Del Medico, il quale per 2 minuti si accomoda in banca puniti. Regime di power play per quanto riguarda il Castiglione per i prossimi 2 minuti. Quindi situazione favorevole per il Castiglione che si troverà a giocare i prossimi 2 minuti con un uomo in più in pista. Brunelli che tocca per Nobili per Piro per Santoni, ancora per Piro, Santoni, Piro, tiro al lato a porta di Barsi, recupera ancora Nobili, Piro per Santoni, ancora dietro per lo stesso Piro, tiro e ancora una volta Barsi che recupera, ancora Nobili che perde la stecca, è Alessio Ambrosio su quale viene Bussotti che serve Piro dalla parte opposta per Brunelli per Santoni per lo stesso Brunelli, all'indietro per Nobili, Piro ancora per Nobili che tenta un qualcosa a metà fra un passaggio e un tiro con Lossi
che tenta di ingannare Piro, non casca nel suo tranello. Ancora Santoni per Brunelli, al tiro ribattuto da Barsi, e ancora una volta la pallina che termina la sua corsa oltre le sponde che delimitano la pista stessa. C'è un po' di pressione in questo momento del Castiglione sul Forte dei Marmi, che vi ricordo è con soli 3 uomini di movimento per il cartellino blu a Del Medico. Faelli nel frattempo è rientrato al posto di Nobili. Piro per Santoni, Piro, Faelli, ancora per Piro, tiro ancora una volta al lato della porta di Barsi con una deviazione del portiere stesso. Continuano le discussioni tra l'allenatore del Forte dei Marmi e l'arbitro. Riprende il gioco con Piro che serve Santoni, ancora per Piro, Santoni, lo stesso Piro, Santoni con un fallo in attacco che viene fischiato dall'arbitro. È il secondo fallo di squadra del Castiglione, 0 ancora quelli del Forte dei Marmi, con la pallina che viaggia verso la porta di Bussotti che serve in movimento, mette in movimento Piro, ancora Brunelli al centro per Faelli contro la sala difensore, ma ancora Brunelli in possesso di pallina. Piro, ancora Brunelli che serve in qualche modo Santoni. Piro, tiro ribattuto ancora una volta da Barsi e Alessio Ambrosio che però non riesce a passare la guardia di Piro. Servizio per Brunelli, per Faelli, tiro ancora una volta Barsi alla respinta. Lossi che serve Kerekes. Nel frattempo il Forte dei Marmi è tornato in parità numerica, è rientrato Gabriel Ambrosio. Santoni, passaggio per Brunelli, ancora per Faelli, Piro, Brunelli, ancora lo stesso Brunelli, mantiene il possesso della pallina stessa, tentativo di alza e schiaccia non riuscito, ancora Kerekes sul quale si porta Piro, passaggio in avanti per Gabriel Ambrosio che non controlla, favorisce l'intervento di Bussotti che serve Faelli sponda per Piro, ancora per Santoni, Piro che serve Faelli per Brunelli, Faelli per Piro, ancora per Faelli che riesce in qualche modo a rincontrare ancora la pallina, ribattuta ancora una volta, conclusione da Barsi. Santoni, ancora per Piro con la pallina accompagnata alla direzione di Santoni, ma Barsi riesce ancora una volta a fare buona guardia. Riparte il Forte dei Marmi con Gabriel Ambrosio in azione solitaria che va al tiro, respinto da Bussotti, recupera Brunelli con Santoni che si libera della guardia di Alessio Ambrosio, va al tiro, alla conclusione al lato ancora della porta difesa da Barsi e viene fermato il gioco perché la panchina del Forte dei Marmi ha richiesto il time out e quindi ancora una volta 1 minuto di sospensione per questo time out che mister Facchini ha richiesto per la sua squadra. Nel frattempo vediamo il primo risultato finale di questa giornata. Scandiano Camaiore è finita 3-3, mentre è 1-1 fra Eboli e Pumas Viareggio e il 2-2 invece fra Matera e Follonica. Attendiamo ora che finisca questo time out dalla parte della richiesta da parte del Forte dei Marmi. 7 minuti e 36 secondi alla fine del primo tempo, il risultato è ancora fermo sull'1-0 in favore del Forte dei Marmi in virtù della rete che è stata segnata da Gabriel Ambrosio che ha approfittato di un passaggio del compagno Del Medico e in diagonale ha trafitto il pur bravo Bussotti. Ripresa del gioco per i giocatori in maglia rossoblù, ospiti quelli del Forte dei Marmi,
Lossi che tocca per Kerekes, in avanti per Alessio Ambrosio, il quale fa buona guardia a Piro che recupera la pallina, serve Montauti che nel frattempo è entrato al posto di Brunelli. Santoni, ancora Santoni che lascia a Piro, elude la guardia di Alessio Ambrosio, poi serve Montauti che manda in avanti per Felli nel tentativo di avviare al volo. Ancora Felli recupera la pallina sull'intervento di Piro. Felli, tiro ribattuto da Kerekes, ancora lo stesso Felli che mantiene il controllo. Montauti per Piro, servizio per Santoni, ancora per Piro. Felli, la pallina viaggia veloce verso Montauti che di sponda serve Santoni, il quale non riesce a passare la guardia di Alessio Ambrosio. La pallina è nei pressi a porta del Castiglione, presa in carico da Piro che serve Montauti sul quale viene commesso un fallo. È il primo fallo di squadra per quanto riguarda il Forte dei Marmi. Felli che tocca per Piro, Santoni per lo stesso Felli, ancora dietro per Piro, tiro da lunga distanza e pallina che supera l'altezza regolamentare. Lossi che tocca per Kerekes che si libera di Montauti, tiro respinto da Bussotti, ancora Montauti che recupera, servizio ora per Capitan Piro. Santoni ancora per lo stesso Piro che si libera i due avversari, si viaggia verso la porta, controlla ancora la pallina, passaggio per Felli che tocca ancora una volta velocemente per Piro, all'indietro per Santoni, passaggio a Montauti, tiro respinto da Barsi in tuffo e ancora Kerekes sul quale viene commesso un fallo da parte di Santoni, mentre ha qualcosa da ridire lo stesso Kerekes all'arbitro che va lì e con poche parole riesce a riportare la calma. Chiedeva un cartellino il giocatore del Forte dei Marmi che è in possesso della pallina in questo momento, vale a dire Kerekes che manda in avanti per Lossima che si era attardato, interviene ancora Santoni che serve Piro, ancora al tiro ribattuto da Gabriele Ambrosio. Montauti che in qualche modo ha tentato di beffare Barsi, Montauti che lotta con Gabriele Ambrosio, riesce a servire all'indietro per Piro, c'è qualche ora di discussione, ancora Kerekes, ribattuto il tiro da Bussotti, Piro che mantiene ancora possesso della pallina, cerca di liberarsi per il tiro che viene poi ribattuto da un difensore e la richiesta di time out da parte della panchina del Castiglione. Quindi il Capitan Piro molto civilmente va a chiedere spiegazioni all'arbitro, il quale altrettanto civilmente spiega che per lui non c'è stata alcuna irregolarità da parte dei giocatori del Forte dei Marmi. 4 minuti e 38 secondi alla fine del primo tempo, il risultato ancora fermo sull'1-0 per il Forte dei Marmi, per la rete segnata dal numero 33 Gabriele Ambrosio. Nel frattempo è cambiato il punteggio a Matera e la squadra di casa in vantaggio per 3-2 contro il Follonica, mentre è ancora 1-1 fra Eboli e Pumas Viareggio, mentre è definitivo il pareggio 3-3 tra Scandiano e Camaiore. Tra le file del Forte dei Marmi è uscito il numero 99 Alessio Ambrosio ed è rientrato il numero 4 del Medico, il giocatore che qualche minuto fa ha ricevuto il cartellino blu da parte dell'arbitro.
È stato operato anche un cambio tra le fila del Castiglione, è uscito Santoni ed è entrato Nerozzi. Montauti all'indietro per Piro, serve Nerozzi, ancora per Montauti che riesce a liberarsi la guardia del suo avversario. Montauti che tenta la conclusione, non riesce nel suo intento, riparte velocemente il Forte dei Marmi con Lossi, sul quale interviene Faelli che serve Piro, il quale a sua volta mette in movimento Montauti, tentava il passaggio di torno per Piro, Faelli per lo stesso Piro, tiro e ancora una volta Barsi che va ad accartocciarsi sulla pallina stessa per impedire la deviazione a Nerozzi. Fischiato una ripresa del gioco a 2 da parte dell'arbitro, con Nerozzi che vince l'ingaggio, serve Piro, Piro dietro per Montauti, Montauti che serve Faelli, Faelli in avanti per Nerozzi che era appostato vicino all'area di rigore ma non è riuscita la sua deviazione del medico, tiro un po' intercettato, ancora Piro che tentava di servire al centro Faelli, ma la difesa del Forte dei Marmi ancora una volta ha fatto buona guardia, riparte del medico, tiro respinto da Bussotti, servito Nerozzi per Montauti, in avanti per Piro, per Montauti ancora il passaggio in diagonale da parte opposta per Piro, il quale ha tentato un tiro accompagnato per favorire l'intervento di Nerozzi, il quale ha mandato dietro per Faelli, tiro da lunga distanza ribattuto ancora una volta dalla difesa, riprende Montauti per Faelli, il quale non riesce a controllare la pallina che è preda dei difensori del Forte dei Marmi, in particolare di Lossi, che serve poi del medico per Kerekes, ancora per lo stesso del medico che sbaglia il passaggio, intercettato da Faelli che va al tiro esterno della rete, ha dato illusione del gol il tiro di Faelli, ancora Kerekes che a sua volta manda in avanti ma la pallina si alza oltre la misura regolamentare. Riprende il gioco per il Castiglione con Piro che serve Montauti per Faelli, tiro ancora una volta ribattuto, recupera lo stesso Faelli che ha tentato il passaggio per Montauti ma si è chiusa ancora una volta la difesa del Forte dei Marmi su Montauti che va a commettere ora il fallo su Gabriel Ambrosio. È il quarto fallo di squadra per il Castiglione, vi ricordo uno soltanto, dicevo, quello del Forte dei Marmi. Gabriel Ambrosio che serve del medico all'indietro per Kerekes, ancora per Gabriel Ambrosio, servizio in avanti per Kerekes che riesce a controllare in qualche modo la pallina, servire dietro porta Lossi che scivola e favorisce l'intervento di Faelli che serve Nerozzi, il quale però non controlla e favorisce l'intervento di Gabriel Ambrosio. Passaggio intercettato da Montauti per Faelli che riparte velocemente in azione offensiva con una steccata ricevuta dal giocatore Faelli. Ci sono le proteste da parte dei giocatori del Castiglioni, Rei secondo loro per la steccata che a detta loro sembrava volontaria, mentre invece non è lo stesso avviso dell'arbitro. Capitan Piro va a far valere le sue ragioni, sembra che tutto sia ripreso. Ci sono poi, approfitta della situazione mister Paghi per far uscire Faelli, il quale era un po' scosso e anche un po' nervoso. Questo frangente, saggia decisione dell'allenatore del Castiglione di far rientrare in panchina il numero 7 Faelli per favorire l'ingresso in pista di Santoni. Fallo ora commesso sul giocatore del Forte dei Marmi che non batte la punizione in maniera buona per la propria squadra. Nerozzi, tentativo al seschiaccio, ancora Nerozzi
che serve Santoni per Montauti. Il servizio a centro area per Nerozzi, non interviene, ancora Santoni. Poi ancora Del Medico. Del Medico che finta la conclusione, poi serve Kerekes, il quale a sua volta serve Gabriel Ambrosio, ancora Kerekes dalla parte opposta per Gabriel Ambrosio. Ultimi 30 secondi con un tiro che la finta di il tiro è di Gabriel Ambrosio, la finta di Kerekes che inganna Bussotti, il gol è di Gabriel Ambrosio che in finale di primo tempo raddoppia per il Forte dei Marmi, che conduce fino a questo momento per 2-0 a 34 secondi dalla fine del primo tempo. Doppio vantaggio per il Forte dei Marmi. Tiro di Piro da lunga distanza intercettato dalla difesa con Kerekes che riparte velocemente, si ferma. Ancora Gabriel Ambrosio, autore della doppietta, che permette al Forte dei Marmi di condurre per 2-0. Ancora Kerekes, ultimi 5 secondi di questo primo tempo. Kerekes ancora per Del Medico che serve Kerekes, ma proprio in questo istante suona la sirena che manda le due squadre degli spogliatoi con il punteggio parziale di 2-0 in favore del Forte dei Marmi. Veloce aggiornamento dalle altre piste: l'Eboli in vantaggio per 2-1 contro il Pumas Viareggio, il Matera conduce sempre per 3-2 contro il Follonica. Bene, questa è la conclusione del primo tempo, a risentirci fra qualche istante per la seconda parte di gara. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into. Bene, nuovamente collegati con il Palasport Casamola di Castiglione a Pescaia, dove sta per avere inizio il secondo tempo della partita fra Blue Factor Castiglione a Pescaia e Hockey Club Forte dei Marmi per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B di hockey su pista. Primo tempo che si è concluso con il Forte dei Marmi in vantaggio per 2-0 in virtù della doppietta segnata da Gabriel Ambrosio. È la stessa formazione del Forte dei Marmi, che però non riesce a portare ancora l'azione offensiva. Brunelli per Montauti, per Santoni, Faelli, ancora Montauti, Brunelli per Santoni, ancora per lo stesso Brunelli, Santoni che manda in avanti per Faelli, ancora passaggio laterale per Montauti, Brunelli ma che ha mandato al centro un passaggio che poteva ritornare utile per Santoni, il quale però era un po' attardato dietro a un difensore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che ora si porta in avanti con Gabriel Ambrosio, che viene contrastato da Faelli e Santoni, perde poi la pallina però subendo un fallo. Subisce un fallo il giocatore del Forte dei Marmi, è il sesto fallo di squadra del Castiglione, uno soltanto è quello del Forte dei Marmi. Riprende il gioco con Kerekes che serve Del Medico, ancora per lo stesso Kerekes, Gabriel Ambrosio, passaggio per Del Medico, il quale a sua volta rimette in movimento Kerekes, che non passa però la guardia di Montauti. Faelli che ha tentato in qualche modo di servire Santoni, approfittando anche di un tiro accompagnato, ma il compagno di squadra non ha colto l'occasione. Nel frattempo è andato avanti il Forte dei Marmi con Del Medico che tocca per Kerekes, dalla parte opposta per Gabriel Ambrosio, ancora per Del Medico, con il passaggio a Kerekes che però non controlla, ancora Faelli che serve Montauti per Brunelli al centro per Santoni, il quale arriva con un attimo di ritardo sul perfetto passante incrociato di Brunelli. Ancora Del Medico, tentava di servire Kerekes, Montauti per Brunelli che va al centro per Santoni, il quale effettua una doppia conclusione, ma il portiere Bacci riesce a respingere. Ancora Faelli per Brunelli, tiro e ancora il guantone di
Bacci che respinge la pallina, Brunelli che perde sul contrasto di Gabriele Ambrosio la pallina stessa, lo stesso numero 33 va al tiro alto sulla porta di Bussotti, Montauti per Brunelli che non controlla, ancora Gabriele Ambrosio che sbaglia, Faelli per Brunelli, ancora per lo stesso Faelli, tiro ancora una volta Barsi che respinge, Santoni non riesce a approfittare, Kerekes sul quale interviene Montauti che viene poi mandato a terra, ma è lo stesso Montauti che soffia la pallina a Lossi, ancora Montauti per Brunelli, va al tiro, respinto ancora una volta da Bacci, recupera Montauti all'indietro per Santoni, ancora all'indietro per Montauti che ha tentato il passaggio per Faelli, ancora Santoni, tiro respinto da Bacci, poi la difesa del Forte Marmi a buon gioco e riparte con Kerekes che va al tiro, respinto da Bussotti, il quale poi allontana la minaccia, Santoni passa dietro alla propria porta, servizio per Brunelli per Montauti, tiro intercettato da Lossi, scusate, intercettato da Pucciarelli, scusatemi, chiedo scusa, Pucciarelli che ha servito Gabriele Ambrosio, tiro al lato della porta difesa da Bussotti, riprende Brunelli per Montauti, per Faelli che lascia a Santoni, servizio per Brunelli, veloce per Faelli, ancora per lo stesso Brunelli, passaggio che tendeva a servire Santoni, ancora Faelli al tiro respinto da Bacci, Brunelli per Faelli che va a segnare la rete che dimezza lo svantaggio per il Castiglione, mentre i giocatori abbracciano. Andiamo a rivedere l'azione richiesta di time out da parte della panchina del Forte Marmi. Ecco l'azione di tiro di Faelli, Brunelli che va al tiro respinto al difensore, poi Faelli appostato vicino al palo di sinistra della porta difesa da Bacci, è riuscito a bucare il portiere del Forte dei Marmi per il gol del provvisorio 1-2, partita che è stata riaperta nel punteggio da questo inizio veemente abbastanza del Castiglione, che ha portato alcune minacce alla formazione alla difesa del Forte dei Marmi, che ha trovato nel portiere Bacci un baluardo fino a questo momento insormontabile, fino a pochi secondi fa, quando Faelli è riuscito a bucare il portiere versinese e a dimezzare lo svantaggio per la propria squadra. Mancano 20 minuti e 6 secondi alla fine della partita che è stata riaperta da questa rete che ha dimezzato lo svantaggio fra le due formazioni. Adesso il punteggio è Castiglione 1, Forte dei Marmi 2, mentre nel frattempo a Eboli il Pumas Viareggio ha raggiunto il pareggio, entra ancora 3-2 e siamo nell'intervallo di Matera-Follonica. Ancora ripresa il gioco con Gabriele Ambrosio che serve dalla parte opposta a Kerekes, ancora per Gabriele Ambrosio, invogliato al tiro, desiste, passaggio per Alessio Ambrosio che a sua volta serve ancora a Kerekes, tiro respinto a Bussotti che per poco non viene ingannato dalla ribattuta di Del Medico, che va a commettere fallo su Faelli, secondo fallo di squadra per il Forte dei Marmi. Faelli che serve Santoni per Brunelli, ancora per Faelli, passaggio a Santoni, ancora per Brunelli, Montauti, ancora Brunelli, viene al tiro, respinto di Bacci, ancora Montauti, tiro alto sulla trasversale, altezza irregolare, ripresa del gioco del Forte Marmi con Alessio Ambrosio contrastato a Montauti che serve Santoni,
tiro ancora al lato, Faelli, ma in tuffo Bacci riesce a respingere la direzione del numero 7 con un tuffo alla sua sinistra. Del Medico che serve Gabriel Ambrosio, ancora dietro per Del Medico, per Kerekes, ancora il passaggio per Del Medico, che ancora una volta passa a Kerekes, in avanti per Alessio Ambrosio che tentava di servire Kerekes per chiudere la triangolazione, ma la difesa del Castiglione fa buona guardia. Faelli al tiro, respinto da Bacci, recupera Alessio Ambrosio che serve Kerekes, che a sua volta mette in movimento lo stesso Alessio Ambrosio. Tiro sotto lo sguardo di Bussotti, la pallina perde al lato. Santoni che riesce a sottrarre la pallina al suo diretto avversario. Santoni, tiro, respinta ancora da Barsi, col Montauti che non riesce a recuperare la pallina. Riparte il Forte dei Marmi con Kerekes, tiro respinto da Bussotti, la pallina perviene a Del Medico, tenta l'alza e schiaccia, non riesce, ancora Montauti che cerca di portare un po' di ordine tra le file della propria squadra. Serve Brunelli, tiro respinto da Gabriel Ambrosio, movimento della stecca non consono al gioco e quindi fischiata l'irregolarità da parte dell'arbitro, che vi ricordo è il signor Donato Mauro di Salerno, coadiuvato come arbitro ausiliare dal signor Pierpaolo Montomoli di Grosseto. Del Medico è sul punto di battuta, tocca all'indietro per Kerekes che manda in avanti per Gabriel Ambrosio, sul quale monta la guardia Montauti che subisce il fallo ad opera dello stesso Gabriel Ambrosio. Terzo fallo di squadra del Forte dei Marmi. Santoni che lascia a Faelli al tiro, ancora una volta Bacci respinge, ancora tiro di Faelli, ancora una volta Bacci che si occupa di effettuare ancora una volta una parata. Faelli che perde l'ingaggio, riparte Alessio Ambrosio, tiro che in qualche modo finisce al lato della porta difesa da Bussotti, il quale era sulla traiettoria. Santoni che serve Brunelli che va al tiro con un bellissimo diagonale, va a pareggiare 2-2 questa partita. Rivediamo anche questa azione che ha portato al pareggio, con Santoni che ha servito in profondità a Brunelli, il quale non ci ha pensato due volte, con un tiro in diagonale ha infilato Bacci sul suo palo di destra, riportando le due squadre in perfetta parità 2-2. Gabriel Ambrosio che ha servito Kerekes, ancora per lo stesso Gabriel Ambrosio, tiro a lunga distanza intercettato da Bussotti, recupera Montauti che serve Brunelli per Santoni, tiro ancora una volta intercettato da Alessio Ambrosio. Montauti, servizio per Faelli che non riesce a superare la guardia di Alessio Ambrosio, ancora Brunelli che recupera la pallina, parte velocemente in azione di contropiede, ancora Brunelli per Santoni che non riesce a superare la guardia di Del Medico, va a contrastarlo poi nell'angolo. Passaggio per Montauti, per Brunelli per Faelli, tiro ribattuto ancora una volta in tuffo da Bacci, autentico baluardo della difesa del Forte dei Marmi. Montauti che intercetta il passaggio di Kerekes per Gabriel Ambrosio. Brunelli, ancora una volta Barsi riesce a respingere, Brunelli per Montauti, ancora per Brunelli, ancora dietro per lo stesso Montauti che non intercetta il passaggio del compagno, e saranno fischiati adesso in questo preciso istante i 5 secondi utili per riportare la pallina oltre la propria metà pista. È il numero 99 del Forte dei Marmi, Alessio Ambrosio, che è sul punto di battuta.
lascia poi a Del Medico che tocca per lo stesso Alessio Ambrosio, all'indietro per Kerekes, largo dalla parte opposta per ancora una volta Alessio Ambrosio, ancora il numero 99 del Forte dei Marmi che mantiene la pallina per Gabriele Ambrosio, in avanti per Kerekes che non riesce però a controllare velocemente Santoni, che recupera, serve Faelli che si ferma, torna indietro, cerca di lui la guardia del suo diretto avversario, non ci riesce. Si trattava di Alessio Ambrosio che però non controlla il passaggio di Gabriele Ambrosio. Brunelli recupera la pallina per il Castiglione, ancora per Faelli dalla parte opposta per Santoni, in avanti per Brunelli sul quale interviene ma in maniera non ritenuta fallosa il giocatore Ambrosio. Riparte Faelli sul quale interviene questa volta fallosamente il numero 99 Alessio Ambrosio, e questo è il quarto fallo di squadra per i Forte dei Marmi. Sono 6 quelli per il Castiglione. 14 minuti e 14 secondi alla fine della partita, 2-2 il punteggio fino a questo momento. Piro che nel frattempo ha preso il posto di Montauti, ancora Santoni che ha servito da Brunelli, cerca di superare il portiere, non ci riesce, ancora Santoni, tiro intercettato ancora una volta dalla difesa, è ancora lo stesso Santoni che serve dietro porta Brunelli, sul quale interviene il portiere con un movimento che però non è nel regolamento. È Santoni che tocca per Faelli all'indietro per Piro che va con un tiro accompagnato a segnare la rete del 3-2. Ha segnato per noi il capitano, il numero 3 Mattia Piro. Andiamo a rivedere anche l'azione del gol del 3-2 del Castiglione, con il passaggio all'indietro per Piro che va verso il centro della pista, controlla e con un tiro accompagnato buca il portiere Bacci per il primo vantaggio del Castiglione in questa partita, 3-2. Nel frattempo il gioco è ripreso con Pucciarelli che tocca all'indietro per Kerekes, il quale però si fa soffiare la pallina da Faelli, poi è lo stesso Lossi che va a recuperare la pallina stessa. Il servizio è per Del Medico, ancora per Lossi che serve Gabriele Ambrosio, all'indietro per Del Medico, tiro a lunga distanza ancora una volta al lato della porta di Bussotti, riprende Faelli che tentava di servire Santoni, ma il più veloce di tutti è stato Del Medico che ha recuperato la pallina e ha servito Kerekes, sul quale è intervenuto però fallosamente il numero 7 Faelli. È il settimo fallo di squadra del Castiglione, 4 sono quelli del Forte dei Marmi. Alessio Ambrosio sul quale interviene Piro che riesce a soffiare la pallina, poi sguscia via fra due avversari il capitano del Castiglione, si invola verso la porta, si ferma, torna indietro, controlla ancora la pallina, il servizio per Brunelli per Santoni per Piro, ancora per Faelli per Brunelli, ancora per Capitan Piro, Faelli per Brunelli, al centro porta per Santoni sul quale interviene però il portiere Bacci, ma il più veloce di tutti a impossessarsi della pallina è Faelli che serve Santoni ancora per lo stesso Faelli che si porta in area, tocca verso la porta ma Bacci fa buona guardia. Alessio Ambrosio per Del Medico all'indietro per Gabriele Ambrosio, servizio a parte opposta per Kerekes che elude la guardia di Faelli, ancora per Lossi sul quale interviene fallosamente per un cartellino blu sventolato sotto gli occhi del capitano Mattia Piro dall'arbitro Donato.
di Salerno, Donato Mauro di Salerno, il quale non sente ragioni per estrarre il cartellino blu, mentre il capitano, l'allenatore del Castiglione ha qualcosa da dire al giocatore Alessio Ambrosio, il quale si rende autore di un gesto poco edificante, e qui mi fermo. Lossi sul punto di battuta, mentre invece il mister Federico Paghi ha qualcosa da dire all'arbitro, l'arbitro Donato Mauro di Salerno, reo secondo lui di non avere rilevato alcun fallo. Ancora Gabriel Ambrosio, dietro per Kerekes, largo per Alessio Ambrosio. Lossi che va alla conclusione, ribattuto da Bussotti. Santoni che cerca di liberarsi dalla guardia di Lossi, che in collaborazione con Alessio Ambrosio riesce a portare via la pallina al numero 12 del Castiglione. Kerekes per Gabriel Ambrosio, dalla parte opposta per Alessio Ambrosio, tiro ribattuto da Bussotti. Ancora Santoni che va nell'angolo, chiuso da Lossi e Alessio Ambrosio, il quale in contemporanea commettono una scorrettezza nei confronti del giocatore del Castiglione. Non è un fallo di squadra e quindi di conseguenza non viene segnato come fallo di squadra. Sono 4 le fuori Malmi, 7 del Castiglione. Brunelli in avanti per Santoni, il quale desiste e torna prontamente nelle retrovie per difendere la propria porta agli attacchi dei Forte Malmi. Kerekes che serve Alessio Ambrosio, intercettato il passaggio da Santoni, il quale manda in avanti per Faelli, che a sua volta si ferma, favorisce quindi la difesa del Forte dei Marmi, con Kerekes che porta in avanti per Gabriel Ambrosio. Ancora Kerekes al tiro per Lossi, sul quale interviene Bussotti. Ci sono ancora delle proteste da parte della panchina del Castiglione. Nel frattempo Alessio Ambrosio è stato sostituito dal numero 4 del Medico, quindi il quintetto del Forte dei Marmi è Lossi, Kerekes, Gabriel Ambrosio del Medico e Bacci in porta, mentre 3 giocatori in movimento del Castiglione sono Brunelli, Faelli e Santoni, con Bussotti in porta. Santoni contrastato da Kerekes, riesce ad andare via e sgusciare dalla guardia del difensore. Ancora Santoni che cerca in qualche modo di sgusciare dalla guardia mentre viene punito il giocatore Santoni con un cartellino giallo e segnato anche un fallo di squadra. Credo siano 8 i falli di squadra, esattamente i falli di squadra del Castiglione, 4 del Forte dei Marmi. Cartellino giallo nei confronti del numero 12 c'è anche ancora un cartellino giallo nei confronti di mister Federico Paghi, il quale secondo l'arbitro ha ecceduto nelle proteste e nelle spiegazioni. L'arbitro in questo momento non ha sentito ragioni e cartellino giallo anche per mister Paghi. Riprende il gioco con Kerekes, servizio per Del Medico, ancora per Kerekes, passaggio stesso del Medico, in avanti per Gabriel Ambrosio, tiro ribattuto da Bussotti. Ancora Kerekes, servizio a centro area per Lossi, il quale interviene in un secondo momento, servito Gabriel Ambrosio, tiro ancora una volta Bussotti che va a respingere il tiro e tornano le squadre in perfetta parità numerica. È rientrato Montauti. Santoni il passaggio per Faelli al centro, intercettato da Del Medico,
Sfuma quindi l'occasione per il Castiglione. Faelli che recupera la pallina. Faelli all'indietro per Montauti. Montauti per Faelli, il quale però sbaglia il passaggio. Ancora il Forte Marmi con Del Medico. Del Medico che va al tiro. Santoni si oppone in qualche modo. Montauti che serve Faelli, il quale manda in avanti per Brunelli, ma non riesce a intercettare la pallina. Ancora Kerekes, tiro accompagnato al lato da Bussotti, pallina che si ferma sulla rete di protezione dietro la porta. Nel frattempo è finita la partita a Eboli, il punteggio finale è 2-2 fra Eboli e Pumas Viareggio, mentre il Matera sta vincendo 6-2 contro il Follonica. Qui invece sta vincendo il Castiglione per 3-2 contro il Forte dei Marmi. Kerekes per Del Medico, ancora per lo stesso Kerekes, tiro respinto da Bussotti, riprende Santoni che serve in qualche modo Montauti. Montauti cerca di liberarsi del suo avversario. Brunelli che saggiamente controlla, passa all'indietro a Faelli, il quale serve Montauti. Montauti per Santoni, per Brunelli, tiro respinto da Bacci e ancora Brunelli che lotta nell'angolo con Kerekes che riesce vincitore, serve Lossi, il quale a sua volta serve Del Medico. Tiro respinto da Bussotti. Lossi per Del Medico, per Kerekes, ancora per lo stesso Del Medico. Tiro intercettato da Montauti che però involontariamente serve Gabriel Ambrosio, e time out che nel frattempo è richiesto dalla panchina del Forte dei Marmi per riportare un po' anche la calma fra i giocatori sia dell'una che dell'altra squadra. Una partita fino a questo momento molto combattuta che il Castiglione è riuscito a condurre dalla propria parte con un secondo tempo fino a questo momento molto buono, secondo tempo che fino a questo momento a 7 minuti e 28 secondi dalla fine della partita il Castiglione, dicevo, riesce a condurre per 3-2 con le reti segnate da Faelli, pareggio di Brunelli e gol del 3-2 di Piro che ha tirato un tiro accompagnato dalla lunga distanza che ha ingannato il portiere Bacci, fino a quel momento autore di alcuni pregevoli interventi. Dicevo, ha ingannato il portiere Bacci con un tuffo alla sua sinistra, non è riuscito a intercettare la pallina del capitano del Castiglione che si è infilata alla sinistra del portiere Versiliese. Sta per riprendere il gioco, sul punto di battuta ci sono Lossi che tocca per Del Medico, all'indietro per Kerekes, ancora per Gabriel Ambrosio, tiro respinto da Bussotti che favorisce l'intervento di Montauti, il quale manda in avanti per Brunelli, ma la pallina è troppo veloce, quindi il numero 32 desiste dal rincorrerla. Riparte Kerekes, sul quale in un primo momento è intervenuto Faelli, poi Kerekes serve Del Medico, ancora per Kerekes, dalla parte opposta per Gabriel Ambrosio, per Kerekes con la deviazione di Del Medico che per poco non inganna Bussotti con la palla che ha toccato il palo. Santoni, tiro intercettato da Kerekes con la pallina che si alza, dicevo dell'azione prima sotto porta del Castiglione con un leggero tocco Del Medico che per poco non inganna il portiere Bussotti. Niente di tutto questo. In azione veloce di ripartenza, tiro di Santoni deviato da un difensore. È lo stesso Santoni che tocca per Montauti che serve Brunelli. Brunelli per Faelli,
ancora per Montauti, tocco per Santoni che riesce a controllare ancora la pallina, serie definite fra i giocatori, poi non riesce l'ultimo controllo. Dal duello esce vincente Brunelli che serve Montauti, che a sua volta mette in movimento Faelli ancora per Brunelli. Montauti ancora di prima per Brunelli, Faelli, scambio con Brunelli che tentava di servire il compagno appostato in area che era Santoni, riprende Del Medico dalla parte opposta per Gabriel Ambrosio. Gabriel Ambrosio che ha cercato di seminare i propri avversari con la pallina recuperata dall'Ossi che ha servito Del Medico. Del Medico per Alessio Ambrosio, nel frattempo è rientrato in pista. Del Medico che va al tiro, ancora una volta Bussotti respinge. Santoni per Brunelli. Brunelli al centro, tentava di servire Faelli ma la difesa ancora una volta ha intercettato, ha ripreso però lo stesso Brunelli che ha toccato indietro per Montauti, per Faelli, dietro ancora per Brunelli, ancora per Faelli, intercettato ancora il passaggio dalla difesa del Forte dei Marmi, riparte Del Medico con Gabriel Ambrosio che non passa la guardia di Montauti che va poi a commettere fallo sullo stesso giocatore del Forte dei Marmi, e questo è il nono fallo di squadra per il Forte dei Marmi. Vuol dire che al prossimo fallo scatterà il tiro diretto per la formazione versilese. Nel frattempo è uscito Faelli ed è rientrato Piro. Lossi che serve Gabriel Ambrosio per Alessio Ambrosio, tiro contrastato da Montauti, riprende Brunelli che effettua il passaggio dietro porta per Montauti per Santoni per Piro, l'autore del gol del 3-2, ancora Brunelli, Montauti, passaggio ancora per Brunelli, ancora per lo stesso Montauti che nel frattempo si è portato alla parte opposta, al centro per tentare la deviazione volante di Santoni che non riesce, riparte il Forte dei Marmi con Del Medico, ultimi 3 minuti e 55 secondi di gara. Del Medico, tiro, ancora respinto alla difesa, scusatemi, al lato della porta difesa a Bussotti, niente respinta del portiere, riparte Brunelli, tiro al lato della porta difesa da Bacci, riprende il Forte dei Marmi con Del Medico che serve Gabriel Ambrosio, ancora con Del Medico, intervento di Santoni che ne intuisce il passaggio, ancora Gabriel Ambrosio per Del Medico, dietro per Alessio Ambrosio, servito ancora Del Medico, al quale viene soffiata la pallina da parte di Montauti che non riesce a superare la guardia di Alessio Ambrosio che riparte velocemente verso la porta del Castiglione. Passaggio per Gabriel Ambrosio che tentava di servire al centro un compagno che non c'era, intervenuto Piro che mantiene ancora il controllo della pallina, in avanti per Brunelli, ancora Brunelli, dietro per Piro per Santoni che tocca velocemente per Montauti che non riesce però a superare Bacci, riparte Del Medico per il Forte dei Marmi, ancora Lossi che lascia lo stesso Del Medico, largo dalla parte opposta per Alessio Del Medico, ancora per Alessio Ambrosio, scusate, ancora per Del Medico, tiro, mentre viene ora rilevato un fallo dall'arbitro, è il quinto fallo, è il sesto fallo di squadra, scusatemi, per il Forte dei Marmi. Piro per Brunelli per Montauti, ancora al servizio per Piro, ancora Brunelli, Montauti al quale viene soffiata la pallina da Alessio Ambrosio ma recupera Piro, Montauti, Piro, il capitano del Castiglione
Servizio per Santoni. Santoni che perde la pallina ad opera di Alessio Ambrosio, che in coabitazione con Lossi riesce a portare via la pallina al 12 del Castiglione. Alessio Ambrosio, si libera la guardia di Montauti. Alessio Ambrosio va al tiro, respinto in qualche modo dalla difesa che recupera con Santoni. Santoni tentava il passaggio di sponda ma intercettato da Pucciarelli, mentre ora viene mandata la pallina in avanti. Nulla, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco con il Castiglione in vantaggio per 3-2. Riparte però il Forte dei Marmi con Lossi che ha servito Alessio Ambrosio. È stato operato un cambio, è uscito Montauti ed è entrato Faelli, il quale recupera la pallina su Gabriel Ambrosio. Tocca per Piro, ultimi 50 secondi. Piro per Brunelli, sul quale viene commessa infrazione, un fallo, viene commesso fallo da parte del giocatore del Forte del Marmi. È il 7° fallo di squadra per la formazione versiliese. Piro per Brunelli, Brunelli per Santoni che elude la guardia di Pucciarelli, ancora Piro in avanti per Brunelli, sul quale interviene Lossi che favorisce l'intervento di Gabriel Ambrosio. Tiro respinto a Bussotti per Faelli, ultimi 20 secondi. Alessio Ambrosio per Lossi che serve Pucciarelli, al quale non riesce l'azione vincente, mentre viene fischiata una regolarità. La ripresa del gioco è in favore da quello che vedo, in favore del Castiglione. Sì, perché sul punto di battuta si è portato Brunelli. 9 secondi alla fine della partita, con il Castiglione in vantaggio per 3-2. Brunelli che tocca per Piro in avanti per Faelli che cerca di far trascorrere gli ultimi secondi di gioco, e proprio in questo istante finisce la partita con la vittoria del Castiglione contro la capolista Forte dei Marmi per 3-2, dal doppio vantaggio iniziale. Con la doppietta di Gabriel Ambrosio nel secondo tempo hanno risposto Faelli per l'1-2, Brunelli per il pareggio 2-2, e la rete della vittoria segnata dal nostro capitano Mattia Piro, gol del 3-2 per la vittoria finale del Castiglione, per questa bella iniezione di fiducia per la formazione locale, che si porta così a 18 punti in classifica generale. Nel frattempo il Matera sta vincendo 7-3 contro il Follonica. Qui la partita si conclude con la vittoria del Castiglione per 3-2. Questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e il gentile ascolto. Luca Pellegrini vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni. Grazie ancora.